Buongiorno, nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con, oggi abbiamo il piacere di presentare uno dei componenti del complesso musicale Alba Perenne, Guido Mainardi. Come spesso accade in questi casi, dietro a questa persona, a Guido in particolare e ad Alba Perenne, c'è molto di più della musica, c'è anche l'amicizia, c'è la convivenza per tanti anni. Oggi lo sapremo e sarà una sorpresa per tutti voi. Ben arrivato a Guido Mainardi e agli Grazie. ascoltatori che ci seguono. Buongiorno. Buongiorno. Guido. Chi è Guido Mainardi? Io Guido Mainardi abita a Lorenzago di Cadore, sono nato il 25 luglio del 1950. Sei giovane allora, sei giovane. Hai capito, vero? Sì, Ormai gli anni li ho anch'io, ma comunque ti dirò che non me li sento. Ecco, bene, questa è un'ottima cosa. Allora, chi sei e come hai cominciato ad interessarti di musica? Guarda, la musica mi è sempre piaciuta fin da quando ero piccolo, anche da quando, come tutti i bambini, da quando sei nato così che cominci a dire le prime parole. Una volta non suonavo, perché chiaramente non suonavo, però cantare mi piaceva. È la cosa anche che quando sentivo delle note musicali per me era come salire in alto. Quel periodo lì, che è il primo periodo quando ero giovane che io ho vissuto, chiaramente non ho potuto conoscere subito i Beatles. Io sono entrato nella musica, diciamo, ascoltando più che altro Peppino Di Capri, Nico Fidenco, quei cantanti che c'erano all'inizio degli anni 60. E io cantavo sempre le loro canzoni, tanto è vero che sotto casa mia allora c'era un fienile e io andavo sempre sul tetto del fienile a cantare così da solo le loro canzoni. Dopo, diciamo che nel 67 ho avuto la possibilità di entrare a far parte di un gruppo che ancora non sapevo suonare. Nel 67 che sono entrato chiaramente ascoltando anche, perché allora la musica poi si era trasformata con i Beatles, con i Rolling Stones, e aveva cominciato anche a prendermi. Allora con degli amici qui a Lorenzago abbiamo formato la prima band che si chiamavano i Lovers questi. E da loro, diciamo, sono andato avanti per un po' di anni. Poi come succede anche su tutte le band, nel corso degli anni le strade per noi tutti cambiano, perché uno magari va a fare l'università, l'altro a fare chissà quanta cosa, e il gruppo si è sciolto. No? Da lì, da quando si è sciolto il gruppo nei primi anni 70, ho avuto la possibilità di entrare in questo gruppo che lei ha citato prima, che si chiama Alba Perenne, perché uno dei componenti, Mascolo Cosimo, è venuto a cercarmi e da lì, diciamo, è partito questo discorso musicale insieme a loro. E ancora oggi ogni tanto ci troviamo per cantare un po' insieme, perché è la più bella cosa che esista. Io farei un passetto indietro. Tu hai cantato, scusa, lei ha suonato anche... Datemi pure no, del tuo, figurati. no, ha suonato anche in complessi, anche con dei personaggi famosi. Sì, sì, certo. Sì, Quale per esempio? Io di famosi ho suonato con Guccini, con Francesco Guccini, perché nel 95-94, adesso non ricordo bene la data, qui a Lorenzago c'era un locale che faceva musica dal vivo che si chiamava Babel Club, e da lì l'amico di Guccini, che è fra l'altro un mio carissimo amico che si chiama Volmer, che è di Pozzale, mi ha presentato sto Francesco e ha voluto quella sera che io cantassi un po' con lui, e per me è stata una soddisfazione incredibile cantare con lui, perché un personaggio come lui, insomma, cantare con lui mi sentivo quasi a disagio, cantare, perché era hai capito come, no? Sì, sì. Benissimo, allora noi partiamo col discorso di Alba Perenne. Ecco, Alba Perenne è nata nel 1974. Come è nata Esatto. questo complesso, questo quartetto, perché era un quartetto, no? Ecco, io raccontando prima una parte, diciamo, della mia storia, mi ero fermato
a Mascolo Cosimo, che in quel periodo lì proprio che hai detto te adesso, mi è venuto a cercare per formare questo gruppo dell'Alba Perenne, che allora, a dire la verità, non ci chiamavamo ancora Alba Perenne. Io che ero nuovo per loro, perché stato io a entrare per ultimo nel loro gruppo. Il gruppo si chiamava Bounty Killers e da quando sono entrato dentro io ho detto no, siccome quello era il loro nome iniziale quando è partito Mascolo Cosimo con la band, loro si chiamavano così, allora è chiaro, il gruppo era così, ma allora ho detto no, io a Mascolo, dal momento che la band adesso ricomincia ed è nuova, è meglio cambiare nome e così ripartiamo da zero praticamente, no? E così lui ha avuto a lui, Mascolo, di mettere questo nome Alba Perenne e da lì diciamo è partito tutto questo discorso. Perché da Alba Perenne è partito non solamente un complesso, è partito un modo di vivere, un modo di Un fare modo di musica. vivere, esatto, perché noi insieme siamo stati dal 74, siamo stati insieme fino nei primi anni 80. Poi come ho detto prima, nel corso del tempo è normale che la vita cambia un po' per tutti, ecco, se vogliamo così dire, no? Anche loro hanno preso altre strade, io ho preso le mie, però l'occasione per ritrovarci c'è sempre stata, perché noi siamo sempre stati amici e ancora adesso che abbiamo la nostra età avanzata, diciamo, possiamo dirlo No, tranquillamente. io sono vecchio. Sì, no, ma nel senso che ho detto io, adesso che l'età è avanzata, non ci Sì. siamo dimenticati né di noi come amici né del gruppo musicale, perché ci troviamo tutti gli anni e se possibile anche organizziamo anche qualche concerto se si può fare. Ecco, spiega un po' com'è questo discorso che voi avete tanta cultura musicale, non solamente musica, alle vostre spalle. No, Come avete fatto a amalgamarvi, a esprimervi in un senso che è veramente molto originale? No, perché io come musica non mi sono limitato solamente a suonare, io sono anche, posso dire, un collezionista, un buon ascoltatore di musica, perché io fin dai primi anni 60 ho sempre ascoltato tutto il rock che c'era durante gli anni 70, anche prima, come le parlavo prima, i cantanti che c'erano durante gli anni 60, tipo Celentano, Nico Fidenco, Luigi Tenco, Gino Paoli. Prima ascoltavo quelli, dopo la musica è cambiata e ho iniziato ad ascoltare anch'io qualcosa di diverso, tra il rock, tra il folk, i cantautori italiani, poi c'era anche la musica della West Coast, Crosby, Stills Nash, c'erano Mamas and Papas, Beach Boys, e poi ho iniziato ad ascoltare anche del jazz, della fusion, che l'ascolto anche tuttora perché mi piace tantissimo, e posso dire che come equipaggio musicale ne ho tantissimo, anche di musica ne ho ascoltata di ogni genere, però noi chiaramente quando ci siamo messi nella band, ognuno entra in una band anche per fare quel al limite delle proprie possibilità. A me sarebbe piaciuto suonare del jazz, però come musicista io forse non ero all'altezza per poter fare quelle cose lì. Mi limito ad ascoltarle perché mi piacciono tantissimo. Però per il resto, per il rock che c'è o per la musica da cantautore, quella musica che abbiamo anche, che è entrata a far parte del nostro repertorio, l'ho sempre fatta più che volentieri perché mi piace tantissimo anche quella e la stiamo suonando tuttora. A un certo punto voi avete avuto una svolta perché Robert Casanova se n'è andato. Sì, Robert Casanova se n'è andato ancora pochi anni dopo che io sono entrato nella band, perché lui come le stavo dicendo prima, no? Nel corso degli anni ognuno poi sceglie la propria strada. Robert, che quel periodo là lavorava qui in zona, finché lavorava in zona ci divertavamo e suonavamo insieme. Poi ha scelto di andare a lavorare in Germania con una gelateria e da lì lui ha preso un'altra strada. Sì, ha preso un'altra strada e noi al posto suo abbiamo fatto entrare un amico di Domegge che si chiama Milan, Gianni sì, Milan. Lo conosciamo tutti, lo conosciamo Ecco, tutti, ecco, sì. ecco.
E voi avete guadagnato però invece che perdere, cambiando Però, l'elemento. diciamo che forse Gianni era molto bravo come bassista, no? E diciamo allo stesso livello più o meno di Robert, perché anche Robert non era da sottovalutare, niente da dire. Gianni era bravo ugualmente e l'ha sostituito, diciamo, degnamente. Ecco. La sola cosa che mancava a Gianni, ecco, era che non cantava, ecco, ecco. Quello era il suo Invece lato Robert debole. cantava. Come? No, quello era il suo lato debole. Ma voi fate anche musica vostra? Perché Avevamo quel periodo lì, avevamo iniziato anche a fare delle cose nostre, delle musiche nostre, però abbiamo provato anche a fare dei concerti in giro suonando questa musica che facevamo noi. Però, se vogliamo essere sinceri, eh, alla gente non interessava più di tanto. Allora, alla fine abbiamo continuato a fare delle cose conosciute, ecco, delle cose che sì, piacevano sì. alla gente. Ecco. Però da voi si è staccato Cosimo, non staccato, ha sporto una mano ai coro di Calazzo in modo particolare, Ah, beh, sì, certo, certo. scrivendo anche delle canzoni e delle musiche che hanno avuto un grande successo. Sì, poi lui quando ha cominciato come si può dire, ad andare avanti da solo allora lui ha scelto di seguire quella strada, aiutando anche la scuola, sì, gli amici, i ragazzi anche di Calalzo, e da lì è riuscito anche a fare delle belle cose, niente da dire, anzi, è stato molto bravo. No, certamente io mi ricorderò sempre alcune canzoni che hanno vinto anche a Varese quando sono andati a fare i concorsi a Ah, sì, Varese, sì, sì, è vero, vero, vero. e specialmente la canzone del nonno, Grazie nonno, che ha avuto uno strepitoso successo anche tanto che è stata presa dalla famiglia cristiana come simbolo della festa nazionale dei Ah, nonni. sì, beh, certo, certo, beh, insomma. Sì, No, e no, questo parte da Alba Perenne, perché voi non vi siete mai lasciati, no, voi no, no, siete mai, stati mai. sempre in amicizia, in amicizia. E anche vedo anche che anche adesso, dopo tanti anni, magari per impegni di lavoro, per impegni anche di figli e di nipoti, qualche volta siete un po' in riposo, ma poi riprendete tutti. Adesso però avete deciso di riprendere in pieno l'attività. Cioè, no, in pieno no, magari se vogliamo così dire, Sì, ma volevamo fare qualcosa quest'anno, ma con la storia del Covid. Sì. di tutti, di questo Covid, di tutti questi disagi che ci sono stati anche in questo periodo qui, abbiamo ben pensato di lasciare stare perché non era il caso di farlo. Allora ne abbiamo parlato e allora abbiamo deciso di ricominciare tutto quanto con il prossimo anno se le cose vanno bene. Speriamo che tutto si accomodi bene, che tutto ritorni come prima e così almeno va bene per tutti, va bene anche per noi. Allora potremo venirli a sentire quando ci sarà il 2021, il 2021, primo certamente con gennaio piacere. del Piacere. 2021. Sì, Ecco, ma certamente con piacere. voi avete fatto anche dei CD, avete fatto delle registrazioni. Abbiamo fatto delle registrazioni che fra l'altro è tutto Cosimo che ha questo tipo di registrazioni qua. Io ho qualcosa, qualche video ripreso, qualche canzone registrata di qua e di là, che magari non so se Cosimo vi ha fatto sentire o meno a voi, ma No, l'ho seguito perché io ho seguito sempre, perché quando ho presentato con lui il mio libro, quelli in ladino, sì, sì, c'erano le ragazze che cantavano per gli emigranti, le canzoni degli emigranti, e sì. io perciò ho seguito tutto il suo percorso, ma ho visto anche che tu, anche se nei momenti di stasi di Alba Perenne, però tu hai ricevuto anche anche dei premi da parte delle istituzioni, Sì, sei stato premiato. sì, anche ho avuto una riconoscenza dalla magnifica comunità cadolina che, che mi hanno dato come si può dire? L'iscrizione all'albo d'onore, Esatto, esatto, esatto. insieme a me, insieme al Papa. Siamo Esatto, tutti e due esatto. personaggi Esatto, importanti. perché cioè, per me è stata una grandissima soddisfazione perché
loro hanno premiato praticamente tutto quello che io ho portato avanti. Io, avendo portato avanti il mio discorso musicale qui in Cadore, perché poi io non è stato solamente l'Alba Perenne, perché quando io non c'ero con l'Alba Perenne, io ho continuato anch'io a suonare da solo in giro. Per cui dal momento che ho girato il Cadore e anche oltre, sono stato apprezzato da tantissime parti, tanto è vero che oggi come oggi, nonostante l'età che ho, sto continuando a suonare, e perché la cosa, oltre che piacermi, mi ha anche dato grosse soddisfazioni, quello sì. Ecco, adesso sei nonno, felice nonno. Adesso sì, sono nonno di 2 bambine bellissime che stravedo per loro, devo dire la verità. E adesso faccio un po' il nonno, anche perché sono sempre in giro con loro. Allora noi adesso ci salutiamo e voi intanto vi preparate con dei bei concerti e ci risentiremo col 1° gennaio del 2021. Grazie, certamente. Grazie e arrivederci a presto. Io vi ringrazio tantissimo di avermi fatto questa piccola intervista che mi ha fatto tantissimo piacere, e vi ringrazio anche soprattutto del pensiero. Abbiamo tutti un sogno, una fotografia, una canzone prigioniera in un jukebox che ci ha lasciato un segno, un po' di nostalgia in quell'estate al mare intorno ad un falò. E c'era una chitarra che non smetteva mai, era così la nostra isola di White. Abbiamo tutti dentro una periferia, una ragazza, un plaid, una domenica. Noi che avevamo sempre voglia di andar via, noi che eravamo pazzi dell'America. E tutto era più bello, non ci sembrava a noi. Ma come passa il tempo dai 20 anni in poi, come passa il tempo, come si butta via. Io che non sono un santo e ho sbagliato tanto in vita mia, come passa il tempo che non ripassa mai. Va come una 600 e quei ragazzi